Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo già accennato, parliamo di un grande animale veramente che siamo affezionati e si chiama gatto. Allora, vediamo anche perché proprio oggi parliamo del gatto. Mi ha affascinato, interessato un articolo del dottore Carlo Nordio e non ho resistito a chiamarlo. Abbiamo in collegamento, con grande piacere salutiamo il dottor Carlo Nordio. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito e Ecco. anche per l'occasione di parlare di qualche cosa di diverso rispetto alla giustizia, alla separazione delle carriere, il caso Benissimo, Palamara qualcosa di e a più tutte le leggero. cose che ci angustiano. Esatto, ne convengo anch'io, c'è proprio bisogno un po' di qualche diversivo. Allora, dottore, incominciamo, perché oggi si parla, è la giornata del gatto, ecco, incominciamo con questo. Ma come tutte le date è non solo convenzionale, ma diciamo che ha una origine ignota o comunque discutibile. Allora qualcuno dice che il 17, questa è l'opinione più negativa, rappresenta una data nefasta, no? Come il 13, Sì, una data sì. sfortunata, e il gatto purtroppo per molti secoli è stato collegato alle streghe e alle disgrazie, basti pensare al gatto nero che ti attraversa la strada, Sì. eccetera, eccetera. Un'altra teoria dice che il 17 in numeri romani è l'anagramma, lei sa che in numeri romani c'è una X, una V Sì. e delle due I, è l'anagramma di Vixi, cioè ho vissuto. E questo perché il gatto vivrebbe 7 vite, quindi Sì. vive, muore, in realtà non muore perché appunto ha una vitalità straordinaria. In realtà, come tutte le date convenzionali, tipo quella di San Valentino, la festa della mamma, la festa eccetera eccetera, Sì. insomma del resto non ha nessuna importanza, l'importante è festeggiare questo stupendo animale in modo appropriato un giorno all'anno e possibilmente anzi sempre. Certo, e ne abbiamo tanti perché qua lei dice che ci sono 7 milioni di gatti in questo paese e dietro c'è anche un grosso giro d'affari. Sì, fortunatamente il numero dei gatti solo è aumentato, dico fortunatamente perché è un animale che, come tutti sanno, tiene molto compagnia assieme al cane, del resto, soprattutto tra le persone sole. Oggi si sa che ci sono molti single, molte persone anziane, molte persone abbandonate, il gatto è un animale di grande compagnia. E poi perché il fenomeno dell'arandagismo, quindi dei gatti da strada, no? Sì. È diciamo scomparso quasi del tutto da noi, purtroppo continua in certi ambienti, magari nell'Italia meridionale, però una volta i gatti di strada si vedevano, soprattutto a Venezia se ne vedevano moltissimi, adesso sono sempre meno, sono sempre molto curati e Sì. sono anche tutelati dalla legge, perché oggi Ecco. abbandonare un animale o soprattutto se lo hai investito e non presti soccorso, oppure far del male all'animale, torturarlo, ucciderlo senza necessità, sono tutelate anche dalla legge e qualche volta anche dalla legge penale. Certo, e questo è un passo importante perché insomma sono cambiati, si Sicuramente. è passato insomma a un atteggiamento ben diverso, più sensibili e più attenti agli animali e nel caso di specie al gatto. Allora il gatto poi, tutta questa attenzione viene dalla letteratura, dal mondo del cinema, dal mondo, pensiamo alla gatta di Francesco Petrarca, ecco, giusto per avere anche Certo. qualche riferimento qui vicino a noi, insomma, qua a Petrarca. Ecco, come mai questo cambio culturale? Cosa ha influito, dottore? Allora, il gatto ha nella sua storia subito, diciamo così, alti e bassi. L'apice della gloria lo ha avuto nell'antichità, soprattutto nell'antico Egitto. Bastet era una dea gatta e Sekhmet era una deessa leontocefala, cioè una specie di enorme gattone, forse una pantera, ma appunto questi dei leontocefali si chiamano così perché hanno la faccia leonina, in realtà che erano quasi tutti dei gatti o dei gatti grandi. Bastet, ripeto, era la più importante ed era venerata. Probabilmente perché il gatto nell'antico Egitto era estremamente utile nella guerra contro i topi. L'Egitto era il granaio del mondo all'epoca, parliamo dell'epoca di Faraoni, i topi facevano razzia delle granaglie, i gatti ammazzavano i topi e quindi i gatti erano considerati sotto il loro aspetto, diciamo, positivo.
Poi con l'andare degli anni o dei secoli le cose sono molto cambiate e diciamo che l'opposto della gloria egiziana è stata, ahimè, raggiunta durante i periodi più bui del cattolicesimo con l'Inquisizione, quando il gatto era assimilato alle streghe o addirittura a Lucifero per questo suo comportamento un po' bizzarro, molto indipendente, per questi occhi fosforescenti, per qualche volta anche una inspiegabile aggressività. Tra l'altro a quel tempo i gatti spesso morivano di fame, quindi non è che fossero mansueti e buoni come adesso. E quindi basti pensare a cosa rimane, a quel residuo, quella superstizione assurda del gatto nero che ti attraversa la strada. Ecco, diciamo che ha avuto questi alti e questi bassi. Oggi la situazione si è equilibrata, a parte, anzi, il gatto sta riavendo il suo momento di gloria, perché anche rispetto al suo, diciamo, grande concorrente che è il cane, che ovviamente ha un carattere completamente diverso, è inutile che ce lo diciamo qui, il cane si può addomesticare, il cane guida i ciechi, il cane è da caccia, tutte cose che con un gatto sarebbero impensabili, però nello stesso tempo è un animale di compagnia e se uno riesce a entrare nella sua psicologia è un animaletto assolutamente straordinario. Ecco, io ho sempre avuto gatti, ho avuto anche un cane una volta, ma insomma tendenzialmente sono un gattaro e il fascino sia anche tattile che ti dà il gatto, con la pelliccia da accarezzare, poi questi occhi di agata misteriosi e poi questo senso di indipendenza. Ecco, un'altra ragione per cui, per esempio, si diceva all'inizio hanno scelto il 17 di febbraio, alcuni l'hanno messa in relazione col fatto che è il mese dell'Acquario. Io non sono superstizioso, ma non leggo neanche gli oroscopi, veramente non so neanche quanti siano i segni zodiacali, però so, perché me l'ha detto tante volte, anch'io sono nato il 6 febbraio, sono del segno dell'Acquario, che l'Acquario è un segno di indipendenza e di riluttanza a qualsiasi forma di sottomissione, ecco. In questo io mi riconosco, il mio carattere è così, quindi almeno in questo. E il gatto, allora ci siamo. E il gatto tra gli animali è quello che per definizione non si lascia comandare, anzi quando entra in casa dopo un po' diventa lui il padrone. Certo, e quando vuole uscire se ne va appunto e basta. Ah, non c'è verso per trattenerlo. Ecco, non lo trattiene nessuno, questo è vero. No. E dottore, allora, avrebbe anche un ruolo nel campo medico, nel senso che chi è colpito da depressione, chi da ansia, chi da ipertensione, tossicodipendenza addirittura, il gatto potrebbe un po' mitigare questa situazione. È vero, non è vero? C'è qualcosa di credibilità? Allora, come in tutte le cose c'è sempre molta esagerazione e c'è anche quello che si chiama il wishing thinking, no? Il credere ciò in cui si spera. Certo il gatto non ha nessuna virtù miracolosa, però è vero, ne parlano molti anche psichiatri con la pet therapy, no? La terapia dell'animaletto. Sì. Peraltro divide con tanti altri, anche con il canarino al quale ci si affeziona, con il cane ovviamente, ma anche per i bambini con il coniglio, con i topolini. Insomma, gli animaletti hanno tutti quanti una funzione un po' di farti compagnia e tra questi il gatto pare che sia quello che ha la maggiore capacità di farti rilassare, ecco, di darti tranquillità, proprio perché ti si accoccola sul grembo o a piede della poltrona, se ne sta lì tranquillo, non chiede niente, non devi neanche portarlo fuori, è molto pulito, è molto silenzioso e quindi è un animale rilassante. Ecco, sicuramente ti aiuta diciamo così, a startene tranquillo, un animale da biblioteca mentre leggi, mentre fai altre cose così seduto. Certo miracoli non ne fa, ecco, per l'ipertensione e altre cose è meglio rivolgersi al medico. Certo, indubbiamente, quindi il punto di riferimento è il medico. Andiamo a George Orwell, ecco, nella sua opera un po' il gatto, come l'ha visto, come lo possiamo interpretare? Ma allora in realtà io nel mio articolo ho citato Orwell perché la sua Animal Farm, la fattoria degli animali, è fondamentale per altre ragioni, perché Orwell, come altri, ma come lo stesso Collodi con Pinocchio, eccetera, hanno diciamo inserito questi animali, a cominciare dal gatto, nelle loro opere, però sempre in una funzione un po' rappresentativa e un po' simbolica
di quelle che sono le virtù e i vizi dell'uomo. Per esempio, non so, pensiamo al gatto e alla volpe di Pinocchio, quindi è l'astuzia, cioè, ma mai con un ruolo autonomo, sempre diciamo così, in quanto rappresentavano delle qualità buone o cattive tipiche dell'umanità, mentre ci sono stati altri poeti, a cominciare da Baudelaire, da Maupassant, che hanno invece dato al gatto una configurazione autonoma nelle loro opere, non in quanto rappresentativo di vizi o virtù umane, ma proprio in quanto tali, in quanto gatto, in quanto animale che è estremamente misterioso, estremamente intelligente ovviamente, con un'intelligenza che noi spesso non riusciamo a percepire, perché noi riteniamo che l'intelligente sia il cane perché ubbidisce agli ordini, ma quella certamente, a parte il fatto che il cane è effettivamente un animale intelligente, ma il fatto che ubbidisca agli ordini non significa che non sia più del gatto. Il gatto secondo me è anche più intelligente del cane, solo che ha un altro carattere e non riesce a dominarlo e a domarlo. Certo, l'indipendenza, l'autonomia di andarsene quando vuole sono caratteristiche Certo, appunto. e anche non ubbidire agli ordini, insomma, salvo ad alcuni ai quali si abitua in casa, ma sempre per vantaggio suo, ecco, perché capisce che poi ne trae un'utilità, altrimenti, ma questo non significa che sia un animale egoista, è un animale che è abituato da millenni o da secoli almeno qui in Europa, ad essere maltrattato, quindi è un animale molto diffidente, e anche quando vedi come, non so, gli porgi la mano per accarezzarlo sulla testina, molto spesso la prima reazione è di ritrosia, è di tirarsi indietro, anche se è il padrone che lui adora, perché ha un codice genetico essenzialmente di difesa, proprio perché negli anni purtroppo è stato maltrattato e maltrattato anche tanto. Certo, capitoli brutti di storia veramente che fortunatamente insomma sono passati, e come stanno scrivendo i nostri ascoltatori, fortunatamente c'è una legge che tutela gli animali, ecco, questo è un bel messaggio che è arrivato. E questo. Però il gatto insomma sa convertirsi in tenerezza, in sguardi, diventa dolce, insomma diventa veramente un compagno di casa, un membro della famiglia, possiamo considerarlo anche così. Guardi, quando un gatto entra in casa, più che un membro della famiglia diventa la perla della famiglia, diventa il numero uno, fa quello che vuole lui, ed è impensabile cercare non dico di addomesticarlo, ma di comandarlo e di ordinargli determinati comportamenti. Bisogna rassegnarsi. Se uno prende un gatto sa che per esempio i divani di casa sono votati alla distruzione, così i tappeti e così tutto il resto, però diciamo che ne vale la pena, ecco. Di tanto in tanto i miei gatti, io naturalmente avendo anche una certa età, purtroppo ho avuto molti gatti, dico purtroppo perché la legge della natura è tale per cui generalmente se ne vanno prima loro, no? E quindi ne vedi tanti nella tua vita. Ognuno ha il suo carattere diverso, non è che siano tutti quanti uguali, però se c'è una cosa che li accomuna è quella di un'attività demolitoria di quella che è la casa. Fanno pussi sul tappeto, si grattano sui divani, ma lo accetti perché altrimenti non prenderesti neanche un gatto. Ma poi si è ricompensati, dai. Allora... si è ricompensati con gli interessi. Aspetti dottore che le leggo questo bel messaggio. Allora, vi sto ascoltando, giustissimo. Quando si entra in simbiosi con il gatto ti dà tutta la sua riconoscenza e se dovessimo mancare ci lascia quasi morire. Eccolo qua. Poi ancora, buonasera, 6 anni fa sono stata nel Montenegro e lì c'è il museo del gatto seguito da un signore veneziano. Ma guarda un po', anche il museo del gatto, bene, scopriamo anche questo, bene. Teniamo conto che per esempio nella civiltà musulmana il gatto è più rispettato che non, o meglio, ha una tradizione di maggiore rispetto. Oggi, ripeto, il gatto da noi è rispettatissimo, ma non lo è stato nei secoli passati. Invece nella tradizione musulmana lo è stato, perché poi si narra che Maometto, addirittura avendo visto un gatto che si era accovacciato sul suo mantello, per non disturbarlo si sia tagliato un pezzo del mantello lasciandolo lì e andarsene via col mantello a metà. Ecco, poi se sia vero o meno lo sappiamo, però io ho visto anche nei paesi islamici ci sono molti gatti erranti, ragazzi randaggi, perché poi
hanno anche una ricchezza, diciamo, inferiore alla nostra, però sono rispettati, non vengono maltrattati, almeno quelli. Questo è importante, non Certo. farli soffrire. Ecco un altro messaggio, c'è una legge che li tutela, ancora l'accento sulla legge vedo che è molto sentito dai nostri ascoltatori. Bene dottore, guardi, un bell'articolo che vede ha scatenato qui i nostri ascoltatori con tanti messaggi, è bello parlare di questo animale, che se ne parla magari anche poco, e quindi è bene anche valorizzare il suo ruolo nell'ambito delle nostre famiglie. Dottore, Certo. la ringraziamo, se scrive ancora su animali la chiamiamo. D'accordo, grazie a voi e buona serata. Bene, buona serata anche a lei dottore, grazie, Arrivederci a grazie, tutti, buonasera.